Buongiorno e bentrovati a ore 13. La scorsa settimana abbiamo visto 3 generazioni in corteo nelle piazze delle principali città italiane per il clima che sta cambiando, per l'ambiente insomma, che è da tutelare. Ma le manifestazioni ci sono state davvero in tutto il mondo, insomma una protesta che ha toccato tutti i continenti. Anche noi oggi a ore 13 vogliamo chiederci che cosa possiamo fare noi per la sostenibilità ambientale. Ne parliamo con Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, ben trovato. Grazie dell'invito. E con Giacomo Colladonna, presidente di MOM SPA, ben trovato anche a lei. Grazie dell'invito. Ricordo ai nostri telespettatori a casa che siamo in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate. Il numero lo vedete qui sotto ed è lo 0422 1626 798. Allora partirei proprio insomma, da questo sciopero, questo corteo Salva Pianeta. È stato un evento record. Significa secondo lei, Busolin, che abbiamo un po' preso consapevolezza della situazione, che il nostro pianeta è da tutelare? Io direi di no. Permettetemi però una premessa, perché detta così poi è un po' brutale. Va elogiata questa ragazzina, vanno elogiati comunque tutti quelli che si stanno impegnando, specialmente i giovani, i ragazzini, perché questo contribuirà sicuramente ad aumentare coscienza ecologica, attenzione verso l'ambiente. Però guardi, pensavo proprio prima, io ogni giorno parto da paese, vado a Pieve di Soligo per andare in ufficio e faccio come tanti trevigiani una serie di stradine per evitare il traffico, quindi inquinamento anche lì. E la cosa che è veramente diventata molto preoccupante è che il numero dei sacchetti delle immondizie lanciati evidentemente di notte da qualche maleducato, per usare un eufemismo, per non dire altro. Quindi è un numero di rifiuti incredibile lungo le strade, quindi questo significa che manca la nostra coscienza prima di tutto, non basta andare in piazza, fanno bene i ragazzi a risvegliare la coscienza di tutti, però altrettanto dovremmo essere ognuno di noi ad impegnarci a rispettare le regole, prima di tutto perché poi quei sacchetti delle immondizie ad esempio sono un costo per la collettività, ancora una volta, un costo aggiuntivo per la collettività, oltre che maggiore inquinamento, e però insomma dobbiamo abituarci a cambiare le nostre abitudini per inquinare sempre meno. Quindi Colladonna, secondo lei dovremmo un po' passare ai fatti, tante belle parole, tante belle manifestazioni, però dovrebbero poi seguire anche delle belle azioni. Bene, per quanto riguarda la mia azienda, quindi Mobilità di Marca, le giuste azioni le stiamo facendo, nel senso che abbiamo acquistato degli autobus elettrici, abbiamo fatto una linea urbana di Treviso esclusivamente con autobus elettrici, stiamo potenziando la flotta con un altro autobus elettrico, nel senso che il collegamento tra l'ospedale di Castelfranco e l'ospedale di Montebelluna tra poco sarà fatto solo con un autobus elettrico. Abbiamo 38 autobus a metano, abbiamo dismesso 18 autobus Euro 0, stiamo dismettendo l'Euro 1, quindi l'azienda sta facendo importanti investimenti nel campo proprio dell'ambiente. Stiamo facendo investimenti anche in campo della logistica, delle infrastrutture, proprio per rispettare l'ambiente, e questo è la nostra focus principale. Infatti poco fa fuori onda insomma, ci raccontava che al momento in servizio ci sono 4 autobus elettrici, è così? Sì, ci sono 4 autobus elettrici da 8 metri che sono impiegati nella linea 7, che è una linea prettamente urbana della città di Treviso. Sappiamo che l'autobus elettrico, la tecnologia in questo momento ha un limite che è quello dell'autonomia, quindi 150 km sono pochi per quanto riguarda l'autonomia nell'arco del servizio di un autobus, nell'arco di un giorno. Ricordo che l'autonomia per un autobus è circa 400 km necessaria, e quindi abbiamo necessità di fare dei cambi. Tecnicamente abbiamo dei problemi che stiamo cercando di risolvere. Spieghiamo bene, insomma, questi autobus hanno un'autonomia di 150 km, quindi il raggio d'azione nel quale devono operare servizio deve rimanere contenuto. Dobbiamo a un certo punto cambiare l'autobus. Questa è una delle problematiche. Ecco perché l'autobus elettrico ha qualche difficoltà nel servizio extraurbano piuttosto che l'urbano. E quindi
Sappiamo anche che la tecnologia tra 4-5 anni arriverà anzi a un'autonomia di 400 km, in quel caso là l'impiego anche sull'est urbano sarà un impiego possibile. Quindi insomma si dovrà un po' sopperire a queste problematiche, è un'utopia o si riuscirà? No, noi abbiamo anche gli auto a metano che possono fare anche servizi extraurbani, c'è l'ibrido, quindi elettrico e anche a motori diesel, quindi stiamo investendo in questa tipologia di mezzi. Busolin, parlando sempre di sostenibilità ambientale, insomma di che cosa si può fare, con Ascotrade avete proprio ideato un progetto di integrazione fra le utilities del territorio che si chiama progetto Tune Veneto. Qual è l'obiettivo principale di questa iniziativa? Abbiamo realizzato tutti assieme le utilities, 7 utilities trevigiane più Valpe Belluno, che è un utilities che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Belluno, e adesso molto più recentemente ATAP di Pordenone e ATVO della provincia di Venezia sono entrate nella nostra rete. Abbiamo realizzato una rete d'impresa. Il significato è quello di mettersi assieme per realizzare progettualità che abbiano beneficio per la collettività e quindi per l'intera provincia di Treviso e nelle province evidentemente che stanno aderendo alla nostra iniziativa, su 3 tematiche. Una riguarda la mobilità elettrica, il retrofitting, che significa efficientamento energetico, quindi stiamo parlando di abitazioni sia pubbliche che private, e lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche. Lo facciamo assieme perché l'Europa chiede di fare le cose assieme. Qualche anno fa, quando abbiamo avuto l'occasione di incontrare il commissario europeo per l'energia, ci ha detto chiaramente che la tendenza, il futuro della comunità europea nell'erogare contributi, nell'approvare progettualità, andava nella direzione di sostenere quei soggetti che si mettono assieme, quindi non con le singole società. E noi abbiamo sviluppato nel nostro territorio, unico modello italiano pubblico con la modalità che abbiamo adottato noi, a realizzare una rete d'impresa che va in questa direzione. Certo. Abbiamo una prima telefonata a casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Anna Maria da Castagnole. Buongiorno Anna Maria, prego. Saluto i suoi ospiti, volevo solo dire che ha già anticipato il Presidente quello che volevo dire. Di tutti sti sacchetti, di questo sporco che è in giro, questi ragazzi vanno sì a farsi manifestazioni, ma sono loro che sporcano. Sa perché lo so? Perché ho mio nipote che va a calcio. Lui non butta una carta per terra, i suoi amichetti vanno a comprarsi là che c'è il bar, la caramella, buttano la carta per terra. Sono loro che sporcano, vanno tanto a manifestare sì, magari per non andare a scuola, ma sono loro stessi, perché io ho richiamato anche fuori a Media World dei ragazzi, hanno aperto l'involucro, hanno buttato per terra, li ho richiamati, avevano il cestino là davanti, sono 2 cestini enormi, e tutti questi sacchetti, andate a prendere la tangenziale, questa qua che da paese va, là sacchetti enormi, dappertutto, a Treviso, pieno di carte, cartine, i bigliettini del bus, tutti per terra. Siamo noi che sporchiamo, ma se i benedetti genitori insegnassero a non buttare per terra, io delle volte ho le tasche piene di caramelle, di carte, vengo a casa, faccio anche in borsa, faccio come dire, la metto dove devo metterla, ma faccio per dire, ma sono là loro stessi, non lo so. Volevo dire solo questo perché avevo anticipato di dare belle multe a queste persone che buttano via questi sacchetti. Ci dovrebbero. Andate in tangenziale e vedrete cosa c'è. Grazie Anna Maria, buongiorno. Grazie della sua telefonata. Insomma, non generalizziamo, però i comportamenti un po' maleducati, insomma, fanno un po' parte purtroppo della nostra civiltà, però forse è anche vero che un po' i più piccoli forse stanno cominciando ad avere un po' più di consapevolezza, forse perché a scuola si fa anche parecchia educazione sul riciclo, sulla raccolta differenziata.
Ma guardi, io penso che la scuola è sicuramente uno dei canali utili a educare i nostri figli. Io ricordo benissimo negli anni '80, quando mio figlio andava alle elementari, tornava a casa da scuola, allora in provincia di Treviso non si faceva ancora la differenziata e a casa abbiamo iniziato a fare la differenziata perché nostro figlio si richiamava all'ordine, no? Come dire. Ma è evidente che è una questione di educazione ed è altrettanto evidente che c'è tanta maleducazione in giro. Attenzione, rispetto al problema, alla questione che lei ha posto all'inizio, non è solo questo il problema, questo è un di cui importante dove ognuno di noi si deve impegnare e può contribuire a migliorare la situazione. Poi ci sono temi molto più complessi di economia, di sistemi internazionali, pensiamo ad esempio al grande problema delle emissioni della CO2 in atmosfera che causano questi grossi scompensi anche a livello poi dal punto di vista meteorologico e con i danni conseguenti. Però è evidente che questi sono temi che superano le nostre possibilità, ma già il fatto di impegnarsi singolarmente a utilizzare il pubblico, l'ambiente come fossimo nel salotto di casa nostra, già questo sarebbe un grande contributo. Colladò, mi dica se sbaglio, forse questo problema di maleducazione, diciamo così, si butta la cartaccia per terra, lo riscontrate anche all'interno dei vostri mezzi? Sì, riscontriamo anche all'interno dei nostri mezzi, soprattutto nei confronti degli autisti. Sappiamo benissimo che dobbiamo educare le persone diversamente. Il nostro impegno è quello di andare sulle scuole elementari, far capire ai ragazzi, i più giovani, che l'utilizzo del mezzo pubblico innanzitutto riguarda anche l'ambiente, perché così vuol dire eliminare auto private dalla circolazione, quindi minori emissioni. Vogliamo far capire che quando uno monta sul mezzo pubblico deve rispettare soprattutto il conducente che fa il suo lavoro. E abbiamo visto, insomma, per dovere di cronaca lo diciamo, che non sempre è stato così. Non sempre succede questo, abbiamo avuto parecchie aggressioni, l'azienda sta intervenendo con i vigilantes, sta intervenendo, ovviamente le forze dell'ordine sono sempre presenti, quindi li ringraziamo pubblicamente, stiamo intervenendo anche nella formazione del personale, ma soprattutto noi vogliamo andare sulle scuole elementari, far capire ai ragazzi più giovani che utilizzare il mezzo pubblico vuol dire rispettare l'ambiente, vuol dire avere più sicurezza e soprattutto quando salgono sul mezzo pubblico devono rispettare prima l'autista, che è quello che fa il suo lavoro, e poi lo stesso mezzo. Certo. Abbiamo un'altra telefonata da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, io sono Michela e chiamo da Annone Veneto. Buongiorno Michela. Volevo fare qualche piccola provocazione. La prima provocazione è che per certi argomenti sull'ambiente non vi sembra sia già troppo tardi? Io vedevo questi giorni l'intervista in certe scuole milanesi o romane dove tutti sembrano dei gran fichetti e fichette, scusate la parolaccia. Credo che questi giovani, al di fuori della sceneggiata, non si chinino neanche a raccogliere uno spillo, non una cartaccia o quant'altro. Poi volevo chiedervi, non sarebbe ora di dire di chi è la colpa di tutto questo? In primis della politica, che non ha fatto le leggi e che non ha tutelato, e poi a scalare di tutti i dirigenti di industria e quant'altro, perché vedete, a me questi giorni ci hanno fatto vedere capannoni vuoti sia in provincia di Vicenza che in provincia di Rovigo, da dove portano tonnellate di immondizia dalla Campania e quant'altro. Mi chiedo, saremo la prossima enclave di sporcizia di tutta l'Italia, visto considerato che ne abbiamo a centinaia di capannoni vuoti? Poi consumo di territorio zero, e questa mattina dicevano che a Verona stanno improntando grattacieli e quant'altro di non so quanti metri cubi di cemento ancora in territori vergini. E allora, ma di cosa parliamo? Grazie. Grazie Michela. Noi adesso andiamo in pubblicità, se ci vuole attendere poi le daremo una risposta tra poco.
Ben ritrovati in diretta in compagnia di Ore 13, oggi parliamo di ambiente, no? Sulla scia delle manifestazioni Salva Pianeta che abbiamo visto espandersi in tutte le piazze italiane del mondo proprio la scorsa settimana. Busolin, cosa possiamo rispondere alla signora che ci ha chiamato poco fa dicendo non è tardi per parlarne ora? Beh, io penso che in verità il momento è giusto quando se ne parla. Pensiamo ai giovani, a questi ragazzi che sono scesi in queste 1000 e passa città a livello mondiale. Non hanno l'esperienza, non hanno il vissuto nostro, quindi loro vedono e comprendono, iniziano a comprendere il problema e lo affrontano a modo loro in questo momento. Quindi dal mio punto di vista è quando se ne parla il momento giusto. L'altro giorno leggevo un articolo del premio Nobel Rubbia, il quale, pur confermando ad esempio il tema della CO2 e delle grandi difficoltà che avremo se continuiamo in questa direzione, e pur descrivendo da premio Nobel i problemi a livello internazionale, quindi con i paesi emergenti piuttosto che l'Occidente, che è causa principale delle emissioni in atmosfera di CO2, il premio Nobel Rubbia diceva ad esempio che nella storia della Terra, del mondo, le variazioni climatiche ci sono sempre state, quindi la verità sta nel mezzo anche in questo caso, no? Quindi se è vero che da una parte ci sono variazioni climatiche che sono su tabelle millenarie, è altrettanto vero che dall'altra parte ancora una volta l'uomo con le sue azioni, con le sue scelte politiche, e in questo senso la signora ha sicuramente ragione, ma anche con le scelte di ognuno di noi, con i nostri comportamenti quotidiani, quindi anche con l'educazione nostra, quindi con la cura del bene pubblico, tutti assieme nel tempo, negli anni, perché questa non è una situazione che cambieremo domani mattina, fra un mese, fra un anno. Qui passeranno degli anni sicuramente per modificare le azioni e gli effetti sull'atmosfera e sulla Terra, però tutti assieme, percorrendo questa strada, potremo veramente fare qualcosa di buono. E allora tutti assieme, perché un po' l'Europa lo chiede, è stato fatto questo progetto Tune Veneto, un progetto di integrazione tra le utilities di servizio del territorio, e proprio a Bruxelles il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha parlato di questa iniziativa. Sentiamo l'intervista che ha rilasciato e poi la commentiamo insieme. Se dovessimo racchiudere in uno slogan diremmo che da soli si fa prima, assieme si fa più strada. È l'ottica di fare questo percorso assieme, è l'ottica dell'economia di scala, ma soprattutto in testa direi è la visione di dare servizi ai cittadini, di non essere l'ufficio complicazioni e affari semplici. Pensare che molti utilities che di fatto rappresentano il pubblico alla fine sono a fianco al cittadino e non sopra il cittadino. Essere competitivi in un'Europa che forse su energia e ambiente è più avanti non è facile, lei ha detto recentemente bisogna fare squadra. L'Europa come energia e ambiente può essere nella media più avanti dell'Italia, ma non decisamente più avanti del Veneto, visto e considerato che facciamo scuola a livello internazionale. Abbiamo sempre avuto il mito dei grandi paesi del nord Europa per la raccolta differenziata e poi scopriamo di tutto punto che i campioni della raccolta differenziata sono i veneti. E questo perché? Perché abbiamo fatto un investimento non solo infrastrutturale ma anche culturale, quindi il merito di tutto questo va ai nostri cittadini. Guardando la provincia di Treviso, comunque una marca che dimostra con la presenza di 40 trevigiani oggi a Bruxelles di saper dialogare, di saper fare squadra. Ma di essere soprattutto nel parterre internazionale, perché poi essere in rete con l'Europa vuol dire non solo approfittare dei fondi comunitari ma anche di avere culturalmente una predisposizione all'innovazione che è sul fronte dell'energia, dell'automotive, della raccolta differenziata, dei rifiuti, del ciclo del smaltimento dei rifiuti in generale. Insomma, Treviso, il Veneto c'è. Infine, il modo di produrre e di usare l'energia cambierà, ci sarà una transizione importante. Come vede il Veneto tra 20 anni su questo?
Ma sempre più impegnato sulle fonti rinnovabili, sempre più impegnato sui progetti di economia circolare, sempre più rispettoso dell'ambiente, anche perché oggi ormai il rispetto dell'ambiente in Veneto, me lo lasci dire, non è più un fatto di associazionismo ma un fatto culturale della comunità. Qualsiasi bimbo si guarda bene a buttare una carta per terra o di sbagliare nella raccolta differenziata. Questo dimostra che è entrato nelle corde dei veneti, dei trevigiani, la volontà appunto di essere assolutamente in linea con quello che è, fra virgolette, il rispetto dell'ambiente. E voi come lo vedete il Veneto fra 20 anni con la DON? Beh, intanto come TUN noi stiamo riunendo 3 province, nel senso che la progettualità sulla mobilità riguarda la provincia di Pordenone con l'ATAP, che è un'azienda importante del Friuli, riguarda la TVO, che è un'azienda importante del Veneto orientale, riguarda MOM, che è l'azienda provinciale di Treviso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire mettere insieme delle professionalità per arrivare a creare dei progetti europei, per esempio sull'elettrico, che è un discorso molto importante, e che quindi ci dà più forza per risolvere alcune problematiche sull'ambiente. Ecco, insomma, progetti europei sull'elettrico è una cosa che insomma nel corso degli anni dovrà prendere sempre più corpo, dicevamo. Sicuramente il futuro nell'autobus elettrico. Come abbiamo detto anche prima, l'autonomia di 150 km attuale è un limite, però è anche vero che la tecnologia va avanti. Abbiamo visto che per esempio alcune case costruttrici ci hanno detto che tra 4-5 anni l'autonomia arriverà a 400 km, quindi avremo la possibilità di impiegare un autobus totalmente nell'arco della giornata, e questo per noi in termini organizzativi è un fatto importantissimo. Abbiamo una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono il signor Poveriano, è un gioco di parole e abito a paese. Prego. Allora volevo salutare l'amico Busolì, che mi conosce, sono anche in guardia calcia. Ciao, buona giornata, sì. Ciao. Niente, ciao. Ci siamo visti di sfuggita venerdì mattina che stavi parlando con il tuo amico privato, se non sbaglio. Sì, sì. Allora, praticamente io faccio i soliti giri per le stradine di campagna e volevo appunto farti presente, così, ma ho visto che eri molto impegnato, che specialmente là in via Antica, dopo il canile in via Santa Lucia, ho visto insomma dei pezzi di lavatrice e anche sacchetti neri con altre cose dentro. Volevo appunto far presente di queste cose, perché non è un giorno che si trova di tutto per i campi, e specialmente interessare i vigili di Pronzano, Merlengo del comune, insomma, che passino di là per recuperare queste cose dalla contarina, ecco, tutto qua, insomma. Grazie. Io vi saluto, scusatemi il disturbo. Grazie per la sua telefonata. Insomma, ritorna un po' a questo tema un po' della maleducazione, del gettare i rifiuti per strada, insomma, ne abbiamo parlato ampiamente, insomma, nel corso della prima parte di Ore 13. Ritorno sul progetto Tune, perché come detto MOM è firmataria sì. di questa iniziativa. Avete fortemente voluto esserci, no? Abbiamo fortemente voluto, devo ringraziare ASCO perché diciamo che il promotore di questa iniziativa è ASCO, e quindi, però abbiamo voluto esserci perché credo che da soli aggredire anche i progetti europei, i contributi europei, abbiamo qualche difficoltà. Insisto a dire che avere la possibilità di avere aziende sulla mobilità che possono investire nella mobilità elettrica ma in altre progettualità è una cosa importantissima. Tengo presente che proprio la provincia di Treviso confina con la provincia di Pordenone, con Venezia e quindi con San Donà. Avere un territorio molto vasto che ci permetta di avere una progettualità vasta è molto importante, quindi questo l'abbiamo ritenuto una cosa fondamentale. La provincia di Treviso ha una predisposizione all'innovazione, ha detto Zaia nell'intervista che abbiamo sentito poco fa. Lei che dice, Busolin? Beh, sono assolutamente d'accordo, sono numerose le aziende trevigiane attente a questa fase di transizione, una fase di transizione che durerà qualche decennio,
Se io penso alla nostra azienda, se io penso ad esempio ad Ascotrade, da 2 anni abbiamo istituito un ufficio innovazione, l'abbiamo definito Innovation Hub all'interno, quindi centro dell'innovazione all'interno della nostra azienda, e questo ufficio è preposto proprio a studiare, a proporre e a sviluppare progettualità che vanno sul fronte dell'innovazione nelle 3 piattaforme che dicevo prima, quindi dal punto di vista della tecnologia, dell'efficientamento energetico e della mobilità elettrica. Quindi molta attenzione, seguo anche un po' quello che diceva adesso il Presidente Colladon, il fatto di farlo assieme è un plus, è un valore aggiunto, e nel nord-est mancava una struttura di questo tipo. Noi ci fermiamo per una seconda breve pausa di pubblicità, rimanete con noi. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Per innovare con la DON bisogna anche investire, che si tratti di ambiente, che si tratti di infrastrutture, che si tratti di mobilità, e questo MOM lo sta facendo, no? Sì, lo stiamo facendo. I soci in febbraio hanno approvato il nuovo piano industriale 2019-2021. Abbiamo un investimento importante sul materiale rotabile, quindi sugli autobus. Ricordo che nel 2019 avremo 33 nuovi acquisti, ricordo anche che saranno Euro 6 e ricordo anche che l'Euro 6 abbatte le emissioni al 90% rispetto all'Euro 0. Quindi un piano complesso che riguarda nell'arco di triennio oltre 40 mezzi per quanto riguarda gli investimenti, ma riguarda anche infrastrutture, quindi la logistica dell'azienda. L'azienda ha intenzione di creare nell'area di via Castellana a Treviso un nuovo deposito, andremo via via Polveriera, quindi vicino all'ospedale, quindi creeremo un nostro polo proprio in via Castellana, avremo quindi un terreno che sono circa 80.000 metri quadri e avremo tutti i depositi di tutti i nostri mezzi. Stiamo investendo anche nel deposito di Castelfranco. Con l'inizio del prossimo anno saremo pronti anche con il nuovo deposito in via Forche. Nel frattempo devo dire che stiamo investendo anche nel servizio, quindi un miglioramento del servizio per esempio a Castelfranco. Con la fine dell'anno la nostra progettualità prevederà un servizio diverso, non più solo est urbano, ma un servizio urbano e suburbano nell'area di Castelfranco Veneto. Cosa vuol dire? Vuol dire creare un servizio urbano a Castelfranco e collegarlo con i comuni di prima cintura. Questo è un altro aspetto importante che riguarda tutte le infrastrutture. Poi la nostra idea è quella anche di andare via da Lungosine Mattei e cercare di creare nell'area del cuore l'autostazione, e questo sarà un altro investimento che ci porterà tra 4-5 anni a terminare questa tipologia di investimenti. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, pronto, buongiorno, buongiorno a tutti. Con chi parliamo? Con Paola. Buongiorno Paola, prego. Buongiorno. Allora, innanzitutto la colpa, tra virgolette, è un po' di tutti, anche dei media che non passano mai alcuni dati. Per esempio, gli allevamenti degli animali, perché l'ambiente ha il problema dell'inquinamento, giusto? Allora, gli allevamenti degli animali inquinano per quasi il 30% del totale, che è una cifra enorme. Perché non li date mai questi dati? Che probabilmente, non per etica, ma per interesse, se vogliamo sopravvivere, qualcuno modifica i suoi obiettivi alimentari, che vuol dire che non mangiare più animali lo possiamo fare sempre in sul posto e immediatamente. Seconda cosa, volevo anche aggiungere il grande consumo di acqua che dà il mangiare carne. Per un solo hamburger vanno via 1500 litri di acqua, visto che sembra che ci avviamo verso anche periodi di siccità. Un'altra cosa, quello che si potrebbe fare, dove viene fatta da differenziata spinta,
dare anche una diminuzione delle rette da pagare, perché anche quello potrebbe contribuire a dare una certa soddisfazione e anche bisogno, visto che le bollette sono così care. Questa cosa, quando viene tagliata l'erba, perché non vengono mai raccolte, noto nelle transiziali, autostrade, eccetera, non viene mai raccolta l'immondizia che c'è sotto. È anche vero che è colpa dei cittadini che la buttano, ma semmai la raccoglieremo, anche perché si sa che dove c'è sporco la gente aumenta, dove c'è pulito forse qualcuno. Perché l'ultima cosa aspettiamo a fare educazione civica nelle scuole? Perché ci stiamo ancora qui a raccontarcela, penso che le cose non andranno mai a posto. Vi ringrazio moltissimo. Grazie Paola. Grazie Paola, insomma Paola ha allargato decisamente l'argomento, insomma, che abbiamo trattato noi oggi, che stiamo trattando oggi, insomma, facendo presente anche altri fattori. Ho sentito, se non sbaglio, un passaggio sulle bollette? Non era riferito alle bollette del gas. Non era riferito, ecco. Però casomai possiamo riprenderlo, no? Tornando invece proprio al tema principale di quest'oggi, anche Ascotrade è entrata, potremmo dire, nella mobilità elettrica. Sì, assolutamente. Nei nostri programmi abbiamo inserito ormai da un anno anche lo sviluppo della rete delle colonnine elettriche. Noi, guardi, stiamo facendo un po' quello che è stato fatto negli anni 50 con la metanizzazione, no? Allora si parlava appunto di metanizzare la provincia di Treviso. Oggi, in un momento di transizione, di innovazione, mettiamo giù colonnine elettriche. Stiamo facendo questa operazione grazie a un accordo raggiunto con due aziende di carattere internazionale, evito i nomi per non fare pubblicità gratuita. Lavoriamo sia nel segmento per noi business, quindi il privato, le aziende, le imprese, comprese le imprese come quella che rappresenta il Presidente Colladonna, e l'altra parte la stiamo facendo nel pubblico, quindi con i comuni. Stiamo sviluppando in provincia di Treviso, di Belluno e di Venezia le prime colonnine. Io stimo che cominceremo a mettere giù tra un paio di mesi, e immagino che a fine anno, se il trend di richieste sarà quello che giornalmente ci sta arrivando, soprattutto da parte dei molti comuni coinvolti, credo che la nostra provincia sarà efficiente dal punto di vista della ricarica delle auto elettriche. Promuovere la mobilità elettrica, secondo voi è davvero una delle azioni chiave per ridurre e contrastare l'inquinamento? Guardi, la prima obiezione, e la ringrazio per questa domanda, la prima obiezione che viene fatta è: ma tanto per fare energia elettrica bisogna inquinare. Allora, lo dico così, tolgo qualsiasi dubbio. Forse abbiamo anche anticipato qualche domanda da casa. Sì, che ci sta obiettivamente. Lo dico così, tolgo qualsiasi dubbio: l'energia elettrica che ci apprestiamo a vendere, che erogheremo sulle colonnine di ricarica elettrica, proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, quindi 100% ecologica. Bisogna dirlo, perché poi obiettivamente chi si occupa di questa materia, ma solamente chi ha una certa sensibilità, è la prima domanda che ti fa. Poi io credo che nel prossimo futuro andremo in velocità in questa direzione. Se è vero che oggi il parco auto circolanti in Italia di auto elettriche rappresenta lo 0,24 del totale del parco auto circolanti, è pur vero che le case automobilistiche stanno investendo miliardi per riconvertire la produzione da endotermico, quindi da diesel e benzina, a motori esclusivamente elettrici, gli investimenti sono enormi e importanti, quindi il mercato si adeguerà sicuramente, tutti noi ci adegueremo sicuramente in questa direzione.
Permettetemi di fare un po' l'avvocato del diavolo, perché è anche vero che alcune case automobilistiche stanno già andando oltre all'elettrico. Si sta già pensando, e non è un'utopia, all'idrogeno. Infatti a Londra ci sono già degli autobus che funzionano così. Sì. Posso dire, peccato che in Italia, a parte la provincia di Bolzano, che può utilizzare distributori a idrogeno con, chiamiamolo così, una potenza adeguata e parificata a livello europeo, in tutta Italia non è possibile farlo. Quindi le case automobilistiche, ce n'è una in particolare che sta vendendo sul mercato europeo quel tipo di auto, in Italia vende solo in provincia di Bolzano perché non esistono distributori di quel tipo, contrariamente a quanto sta avvenendo in Europa. Certo, è anche però una questione di costi per quel che riguarda l'idrogeno? Credo proprio di sì, perché da quello che so un autobus ad idrogeno per noi è assolutamente irraggiungibile. Mi sembra che il costo arrivi al milione di euro. Le aziende di trasporto devono fare investimenti, anzi noi facciamo gli investimenti, abbiamo necessità di svecchiare il parco mezzi. In questo momento investire su un autobus $1 milione diventa un problema sicuramente importante. Abbiamo necessità di investire, credo che l'elettrico sia quello più possibile, magari l'ibrido anche, un'altra soluzione attuale per eliminare l'autonomia ridotta che ha l'elettrico, e quindi fin tanto che l'elettrico non ci permette di avere un'autonomia adeguata, l'ibrido potrebbe essere una soluzione fattibile. Tornando per un attimo invece all'elettrico, tutto ciò è nel breve, medio raggio, medio termine, ma a lungo termine pagherà un po' questa strategia oppure no, secondo voi? Ma guarda, sono una persona positiva, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi sono convinto che a medio termine, ma soprattutto fra 10-15 anni, il paradigma sarà stravolto, cioè saremo tutti posizionati sull'elettrico, ma non solamente per quanto riguarda la mobilità elettrica. Pensiamo ad esempio al fatto che la stessa auto che, allora guardate, oggi il 95% degli utilizzatori di un'auto elettrica percorre meno di 100 km al giorno, il 95% è un numero strabiliante se pensiamo ai milioni delle auto che ci sono, quindi vuol dire che nell'arco della giornata la macchina, e anche della notte, la macchina rimane ferma, inutilizzata. La prossima frontiera dell'automotive sostanzialmente sarà che la stessa auto che preleverà energia dalla rete per caricare la sua batteria, nel momento in cui sarà ferma, e immaginate uno che lavora in ufficio dalla mattina alla sera, su richiesta del fornitore potrà rifornire a sua volta altre auto o addirittura altre abitazioni. Questa è la vera sfida, la vera frontiera dell'innovazione, del cambiamento, ed è la direzione dove si sta andando e dove con Tune stiamo sviluppando con i tecnici. Non lo abbiamo detto prima, ma sono i tecnici ovviamente delle nostre rispettive aziende che ci fanno le proposte progettuali, dove andremo a fare proposte per sviluppare il nostro territorio, perché questo porterà vantaggi economici per tutti, oltre che benessere. Se parliamo di elettrico, di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, è evidente che andiamo a contrastare le emissioni in atmosfera di CO2 e quindi abbattiamo tutti assieme, ancora una volta, abbattiamo l'inquinamento. D'accordo su questo? Sì, direi di sì, anche perché allora, abbiamo la prospettiva dell'elettrico, noi siamo pronti a innovare e quindi a investire sull'elettrico, dobbiamo però passare questo momento di transizione per quanto riguarda il trasporto, e quindi noi stiamo tentando di svecchiare il parco mezzi. Il parco mezzi, faccio presente che a livello nazionale la media in un autobus è 14 anni, quindi questo è il primo obiettivo, dobbiamo svecchiare il parco mezzi, tentare di introdurre ovviamente l'ibrido oppure l'elettrico oppure il metano. Faccio presente che le disposizioni nazionali ormai permettono di finanziare l'acquisto di autobus se investi nell'elettrico oppure su
altre tipologie alternative tipo il metano. Quindi noi stiamo andando in questa direzione, stiamo investendo anche, voglio far presente che l'Euro 6 riduce gli abbattimenti del 90% rispetto ai precedenti motori. E voi di veicoli Euro 6 ne avete contate nel corso del 2019 di acquistarne una cifra tipo 33? Quindi uno svecchiamento completo del parco. Faccio presente che 18 mezzi li abbiamo allineati dal 1° di gennaio, altri li stiamo facendo, quindi stiamo investendo proprio perché il mezzo nuovo è un mezzo anche più funzionale anche per l'utenza. Certo. Sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno. Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno, prego. Ecco, io sentivo gli ospiti, sentivo anche i collegamenti con i politici, tutti così bravi, tutti così. Sono decenni io che sento parlare di norme per l'ambiente, per la salvaguardia dell'ambiente, ma se sono tutti così bravi, come mai l'ambiente è ridotto così? Anche lì in Veneto qualche problemino di inquinamento, sento che ce l'avete anche lì. E sentivo la signora al telefono poco fa che parlava, che elencava l'inquinamento animale, che potrebbe essere riassunto in un termine solo: agricoltura intensiva. Allora io mi chiedo, abbiamo bisogno di questo modello di agricoltura? C'è bisogno di questa, perché a quanto mi risulta questo modello ha una sovrapproduzione alimentare enorme. Allora vogliamo cominciare a ragionare su queste cose. Poi un'altra cosa, parlavate di mercato, di adeguarsi al mercato. Noi siamo nel mercato globalizzato. In Italia entra di tutto, soprattutto dalla Cina, ma questi paesi enormi, enormemente più grandi dell'Europa, le osservano tutte queste norme. Allora come si fa a dire che tutto questo bel modello economico globalizzato sia qualcosa di legale, di giusto, se questi paesi non osservano queste norme? Cioè, che importanza ha? Che importanza può avere una realtà piccola come la nostra di fronte all'economia globale, a quello che questa economia globale sta producendo a livello di inquinamento in tutto il mondo, in Sud America, in Africa, in Asia? Grazie per la sua provocazione. Che cosa possiamo dire? Tutte le realtà, anche quelle più piccole, in realtà sono quelle più piccole che devono anche dare l'esempio, no? Sì, ancora una volta ognuno di noi potrebbe portare la sua esperienza di esempio quotidiano, però riferendomi anche all'ultimo intervento del Signore, anche rispetto alla globalizzazione, rispetto al fatto io non sono certamente amante di questo tipo di globalizzazione, però io il mio piccolo cerco di farlo quando vado a fare la spesa, io compro italiano, io rifiuto qualsiasi prodotto che arriva dall'estero, ma ancora una volta è una scelta nostra. È pur vero che il mercato, grazie ad accordi internazionali, ci permette di portare all'interno prodotti, ha ragione il Signore quando dice non sappiamo come vengono prodotti. Dopodiché, allora, punto 1, sono io che scelgo la spesa, la faccio io e scelgo il prodotto che devo comprare, quindi un po' di fatica la devo fare anch'io. Punto 2, ricordiamoci che ci sono di mezzo anche i posti di lavoro, mi riferisco anche alla telefonata della signora, che io condivido i principi, però nella soluzione del problema bisogna metterci dentro gli effetti, perché è vero che c'è un grosso consumo di energia quando si parla di allevamento intensivo, consumo di acqua, impatto negativo, è vero tutto, ma dietro ci sono posti di lavoro e quindi sono problemi che vanno affrontati, che vanno accompagnati nel tempo, va trovata una soluzione, perché se io taglio dei posti di lavoro perché decido domani mattina che non ci deve essere più la produzione intensiva, qualcuno mi deve anche dire come vado a trovare poi il posto di lavoro a quei disgraziati che là ci lavoravano, che sono persone esattamente come noi, no? Certo. Quindi i temi vanno sempre affrontati nella loro globalità. Enunciare il principio va benissimo, certo. Dopodiché bisogna trovare la soluzione. Certo, siamo d'accordo insomma sul fatto che ogni problematica va vista nella sua totalità e va affrontata partendo proprio dalla base. Ci fermiamo per l'ultima pausa di pubblicità, tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in compagnia di Ore 13. Tiriamo un po' le fila di questa puntata di oggi che abbiamo voluto dedicare all'ambiente, a che cosa noi stessi possiamo fare per difenderlo e per tutelarlo. Busolin, quando si parla di ambiente si pensa forse sempre al verde, in particolare agli alberi. Ascotrade ha fatto qualcosa proprio di inerente agli alberi, un progetto significativo, mi viene da dire. Sì, abbiamo realizzato, siamo partiti nel 2018 con, io lo chiamo il bosco di Ascotrade, perché mi piace definirlo il bosco, perché sarà un bosco quando le piante saranno mature, ma il progetto di per sé si chiama la fabbrica dell'aria. La fabbrica dell'aria è appunto un progetto che abbiamo sviluppato l'anno scorso. Siamo partiti con i primi 10.000 metri piantumati a Pordenone città. Qualche settimana fa abbiamo fatto il secondo step a Morgano, nel comune di Morgano, con 3 aree, 800 alberi complessivamente, 600 in una grande area che diventerà un parco tra qualche anno, con piste ciclabili e tutto quello che ci andrà dietro, e una parte, 200 circa, li abbiamo poi posizionati nelle 2 scuole del comune. Il prossimo step sarà ancora a novembre di quest'anno, pianteremo altri 1000 alberi in una città e 2020 chiuderemo. Io mi auguro che questa sia la prima parte del progetto, perché sarebbe mia intenzione continuarlo, comunque sempre in un'altra città del Veneto con 2000 alberi, ed è il nostro impegno, è l'impegno di Ascotrade di fare la sua parte per contribuire all'abbattimento di CO2. Perché? Perché ogni azienda inquina, va da sé che ogni azienda nelle attività umane, l'essere umano inquina, l'azienda che è composta anche da esseri umani e fa delle attività inquina, anche se un'azienda come la nostra in definitiva fa dei servizi. Ed è per questo che abbiamo ad esempio i nostri 21 negozi che sono nel territorio, sono tutti arredati con materiale ecocompatibile, non utilizziamo vernici inquinanti, insomma stiamo percorrendo questa strada per dare il nostro contributo all'ambiente e credo che sia un impegno giusto per un'azienda come la nostra che sta nel territorio. Abbiamo una telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno dottoressa Alice. Buongiorno. Antonio. Prego Antonio. Allora, non volevo intervenire perché le ho già dette diverse volte queste cose, però mi sento di rinnovarle perché sono cose che qualcuno dovrebbe mettersi bene in testa. Allora, le fonti rinnovabili. Nel 1947 noi facevamo le fonti rinnovabili per andare i camion, non addirittura le macchine, anche i camion. Si faceva andare i camion con la legna, dopo è venuto fuori che è venuto il metano, andavamo a metano, dopodiché è venuto il diesel, si andava col diesel, 1, 2, 3 e via. Ma se non c'è la volontà della politica di cambiare, come con l'idrogeno, quando hanno inventato l'idrogeno e dopo adesso l'ha acquistata la BMW, la Mini di Milano, c'era già il progetto con l'idrogeno, i serbatoi venivano fatti a Cividale del Friuli. E noi stiamo a guardare e riparlare di tutte queste cose, purtroppo ci fanno cascare i bracci. Grazie scusate. Antonio, però bisogna parlarne comunque, perché insomma anche questo è importante, lasciando stare per un attimo la volontà politica di cui parlava il nostro telespettatore, e insomma l'importante è avere delle progettualità solide, no? Sì, TUN ha questo obiettivo. Io parlo di mobilità perché il mio interesse è sulla mobilità, quindi avere la possibilità di avere un'organizzazione come TUN che ci tuteli a livello anche europeo e ci dia la possibilità di aggredire i contributi europei, avere quindi finanziamenti per migliorare la mobilità,
Questo è un fatto importantissimo. Ricordo che la mobilità è un aspetto importantissimo del nostro territorio, della nostra vita quotidiana, e quindi avere per noi la possibilità di investire 3 province su progetti di questo tipo è sicuramente un fatto importantissimo. Siamo in chiusura, una battuta velocissima. Poco fa lei diceva l'Europa ci chiede di stare assieme. È superato il concetto di correre da soli ormai? Direi assolutamente di sì, e anche da un pezzo. Grazie a Dio, attraverso questa esperienza di Tune, un gruppo di amministratori che io definisco illuminati, perché comunque l'abbiamo detto in apertura, ricordiamolo adesso in chiusura, siamo l'unica realtà italiana che ha deciso con questa modalità, quindi di utilities del territorio, di mettersi assieme e di aggregare le esperienze che fino a questo momento sono state portate avanti singolarmente, renderci tutti più forti per andare a presentare progetti che hanno impatti non sulla singola azienda, hanno impatti su ogni famiglia, hanno impatti sul territorio. Questa sarà la ricaduta del lavoro di Tune, e il primo progetto, se ci verrà approvato a giugno di quest'anno, e quindi inizieremo già a settembre 2019, l'abbiamo già appunto in pochi mesi messo, sistemato, presentato, studiato e presentato, e avrà un impatto su tutto il building pubblico. Mi riferisco alle case popolari, no? Quelle che adesso si chiamano social housing, no? Le case popolari di una volta, che porterà benefici alle aziende, perché si chiama flat rate, quindi tariffa piatta. Porterà benefici alle aziende perché le persone che già sono in difficoltà economica attraverso questo progetto potranno permettersi di pagare, e se non lo faranno monetizzando, lo faranno attraverso prestazioni di servizi. Un modello innovativo, unico in Europa, noi siamo convinti di questo, e se la Comunità Europea ci vorrà approvare il progetto lo testeremo proprio da Treviso. Bene, siamo in chiusura, speriamo di aver dato qualche spunto di riflessione interessante ai nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa. Ringrazio Stefano Busolin e Giacomo Colladon di essere stati con me a ore 13. Grazie anche a voi di averci seguito da casa, arrivederci. Buona giornata.